È giovedì 16 ottobre, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E una buona mattinata anche da Marco Cari. Con Marco fra poco andremo a vedere anche i quotidiani regionali e come i quotidiani regionali trattano stamattina alcune delle notizie che magari approfondiremo con i nostri servizi. Ma intanto c'è un'ultima ora perché è ancora in corso un'operazione antidroga nel Ragusano. Cocaina, hashish e armi sono state sequestrate da un gruppo criminale che gestiva le piazze di spaccio a Ispica e anche a Pozzallo. 13 le ordinanze cautelari. Cocaina, hashish, armi da fuoco in un vero e proprio arsenale che testimoniava la pericolosità del gruppo criminale fermato oggi. Un sequestro importante nell'operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Ragusa, avviata e condotta alle prime luci dell'alba dai carabinieri di Ragusa e dalla compagnia di Modica. Sono 13 le ordinanze cautelari nei confronti di persone indagate a vario titolo per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Imponente lo spiegamento di forze di terra supportate da un elicottero e da unità cinofile per l'operazione che interessa i territori di Ispica e Pozzallo. Sono state smantellate vere e proprie piazze di spaccio considerate tra le più attive della zona sud della provincia di Ragusa, dove tutti gli indagati osservavano ruoli precisi con turnazioni per approvvigionamento e spaccio. Le altre notizie intanto, torniamo a occuparci dell'omicidio di Paolo Taormina. Il reo confesso, l'autore del delitto, resta in carcere, ha ribadito di essere stato lui a sparare davanti al jeep, ma non ha risposto ad altre domande su eventuali complici. Ha solamente detto davanti ai giudici che a sparare e uccidere Paolo Taormina è stato lui. Gaetano Maranzano, 28 anni, reo confesso, davanti al giudice per le indagini preliminari, ha ribadito quanto detto ai carabinieri e ai pubblici ministeri durante l'interrogatorio. Il GIP non ha convalidato il fermo, ma accogliendo l'istanza della procura ha disposto ovviamente il carcere per Maranzano. Il 28enne dello Zen ha aggiunto che la pistola calibro 9 con la quale ha sparato al giovane barman è quella trovata nel corso della perquisizione. Poi sull'identità degli amici che lo accompagnavano e su altre domande poste dal giudice, Maranzano ha fatto solo silenzio. Ha inoltre omesso di raccontare la lite precedente all'omicidio quando un suo amico ha schiaffeggiato un cliente. Il reo confesso ha raccontato di aver avuto una lite verbale con Taormina durata parecchi secondi e invece le immagini mostrano un gesto fulmineo. Gli investigatori non credono nemmeno al movente passionale. Intanto allo Zen un maxi blitz di polizia, carabinieri e guardia di finanza ha portato all'arresto di un uomo per spaccio di droga e alla denuncia di 9 persone, una per porto abusivo di coltelli, una per guida senza patente recidiva e 7 per occupazione abusiva. Eseguite perquisizioni in 4 abitazioni, recuperato un pugnale con lama di 20 centimetri. Circa 300 uomini hanno preso parte al servizio che ha previsto la completa cinturazione del quartiere con numerosi posti di blocco e di controllo per monitorare i transiti e identificare un elevato numero di persone. Allora andiamo subito da Marco perché insomma, la decisione è intanto che resta in carcere l'assassino reo confesso di questo delitto atroce. Esatto Angelo, anche perché c'è una frase che troveremo e troviamo su tutti i quotidiani: totale disprezzo per la vita, relativo appunto al gesto di Maranzano. Andiamo a vedere su Repubblica Palermo perché troviamo il titolo che è questo: Maranzano resta in cella, moglie e figlia spostati in una comunità, convalidato il fermo del killer che ha fatto fuoco in piazza Spinuzza, il GIP, ecco le parole che vi dicevo, un'azione così violenta dimostra totale disprezzo per la vita. Partita la richiesta per dichiarare la decadenza della potestà genitoriale, ricordiamo oggi in cattedrale i funerali di Taormina. La stessa notizia troviamo ovviamente su altri quotidiani, qui siamo ad esempio sulla Sicilia, nell'inchiesta, qua il titolo che troviamo: il killer resta in carcere, un totale disprezzo della vita umana. Ecco che ritornano le parole del GIP, il giallo della pistola, le carte, Maranzano conferma: ho sparato dopo una lite ma non convince sul movente. E questa situazione legata appunto al giallo sulla pistola la ritroviamo anche sul nostro sito Sicilia Web, che apre appunto con questa notizia: Paolo ucciso da un colpo di pistola.
viola e giallo sull'arma, il GIP di Palermo convalida il fermo del 28enne e anche sul nostro sito ritorna quella frase con cui ho aperto questo intervento legato alla rassegna stampa: totale disprezzo per la vita umana. Angelo, a te. Sì, e a seguito proprio di questo altro gravissimo, che non è il primo, ma sono tantissimi, fatto di sangue che sono verificati a Palermo. Ieri c'è stato un incontro al Ministero dell'Interno tra il ministro Piantedosi e il governatore di Sicilia Schifani e anche il sindaco Lagalla. Alla fine è stato varato un piano straordinario per la sicurezza che prevede intanto l'arrivo di nuove forze di polizia, ma non solo quelle, perché poi ci saranno fondi per la videosorveglianza digitale, per l'identificazione di eventuali persone che non dovrebbero stare fuori perché magari hanno delle restrizioni alla libertà personale, e poi soprattutto sono state identificate delle zone rosse. Questo piano ce lo riassume Manlio Viola. 3 zone rosse corrispondenti alle aree della Movida di Palermo: Olivella, dove si è consumato l'omicidio di Paolo Tarmina, Vucciria e Maccheda Stazione Centrale. In queste aree la discesa in campo dei reparti mobili della Polizia di Stato, l'aumento dei presidi mobili in zona, l'aumento della videosorveglianza anche con lo stanziamento di 2.700.000 euro in più per aumentare il numero di telecamere e controlli. E poi ancora posti di blocco, reparti mobili della Polizia usati nelle zone della Movida come avviene negli stadi e incremento progressivo delle forze dell'ordine nei prossimi 3 mesi. I primi 27 poliziotti arrivano già la prossima settimana. La sicurezza a Palermo si fa così, secondo quanto deciso nel vertice romano fra il ministro Piantedosi e il presidente della regione Schifani e il sindaco Lagalla. Non ci saranno i presidi fissi chiesti dai commercianti, ma cresceranno quelli mobili e saranno parecchi e visibili come forma di prevenzione. Raddoppiano le assunzioni nella Polizia Municipale di Palermo e il sistema della control room della città si doterà ancora di altre telecamere e sarà messo in linea con il Sistema Nazionale di Pubblica Sicurezza per individuare subito i soggetti sottoposti a daspo urbano che non lo rispettano e garantire interventi mirati. I controlli nei quartieri a rischio, come quello di oggi allo Zen, diventeranno periodici e senza preavviso. Inoltre nelle zone rosse potranno essere stabiliti sgomberi in caso di assembramenti eccessivi o chiusura dopo l'1 di notte se il prefetto o il questore ne ravvederanno la necessità. Domani intanto sarà lutto cittadino nella giornata dei funerali di Paolo Taormina, il giovane assassinato nella notte fra sabato e domenica all'Olivella, un lutto al quale parteciperà anche la comunità portuale con un triplice fischio dalle navi ormeggiate al porto di Palermo. Torno da te, Marco, perché questo piano incomincia ad avere dei contorni ben definiti e entro 3 mesi in qualche modo dovrà essere già operativo al 100%. Anche perché se ne parla da tempo, no, della sicurezza nelle città, soprattutto nel capoluogo di regione. Ci sono le aperture dei quotidiani regionali su questa notizia. Ad esempio sul Giornale di Sicilia ecco l'apertura zone rosse con più poliziotti, Movida blindata, totale disprezzo della vita umana. Ritorniamo appunto alla decisione di cui abbiamo parlato poco fa, con Maranzano che resta in cella. Le due notizie chiaramente risultano anche in un certo qual modo collegate. Ritorniamo su Repubblica Palermo per farvi vedere questo titolo: Movida blindate in città, vigilanza rafforzata nelle 3 zone calde. Poi un po' quello che ci ha raccontato il nostro Manlio Viola nel servizio: il piano del Ministero, l'invio dei 24 agenti e 3 funzionari, fondi per la videosorveglianza, e con Lagalla che valuta addirittura il raddoppio dei vigili urbani. Angelo. Sono numeri importanti, speriamo possano servire, soprattutto vengano realizzati tutti questi progetti e che possano servire per dare un po' di serenità e di sicurezza. Adesso restiamo però a Palermo perché parliamo della vicenda che vede coinvolto l'imprenditore anti-racket Giuseppe Piraino, che è proprio il simbolo di questa lotta. È indagato per truffa sui bonus edilizi. L'imprenditore comunque è stato raggiunto da noi, si è difeso, dice: sono sereno, ho agito in buona fede. Vediamo e sentiamo.
Giuseppe Piraino, l'imprenditore anti-racket che ha più volte denunciato i suoi estortori, è indagato dalla Procura di Palermo, guidata da Maurizio De Lucia, per indebita compensazione di crediti e truffa aggravata. Le indagini, nate da un esposto presentato nel luglio del 2023 da una palermitana proprietaria di un appartamento, hanno portato a scoprire 15 truffe avvenute nel 2021 legate ai bonus edilizi per il rifacimento delle facciate. La Guardia di Finanza ha subito iniziato le verifiche. Da qui è scattato il sequestro di beni nei confronti di Piraino, legale rappresentante della Mosina Costruzioni SRL, per 3,5 milioni di euro. Dall'esito delle attività, dice un comunicato del comando della Guardia di Finanza, è stato possibile appurare la totale o parziale assenza di lavori con solo i ponteggi montati, la carenza della documentazione a supporto degli stessi, giungendo a quantificare in 7 milioni di euro l'ammontare complessivo dei bonus facciate inesistenti. Secondo l'inchiesta, Piraino non avrebbe mai maturato il credito d'imposta derivante dalla cessione dei crediti da parte del condominio, dato che i lavori sono risultati incompleti. Dal canto suo, l'imprenditore si dice lontano da chi truffa. Io mi sento tranquillo, ho agito in buona fede, non ho toccato soldi dei miei committenti per andarmi a fare i miei investimenti all'estero, non mi sono comprato oro e neanche orologi di valore. Ma ripeto, qua hanno sequestrato dei crediti che non si riescono a monetizzare per dei lavori che non si riescono a portare avanti. E cosa devo fare? Mi impicco. E ci sarebbero altri appalti gestiti dalla Mosina Costruzioni che seguivano la stessa prassi nel prevedere di incassare, attraverso lo sconto in fattura, crediti d'imposta illegittimi, cedendoli in parte per monetizzarli e utilizzarli in parte come compensazione. Recentemente Piraino aveva aderito al movimento controcorrente del deputato regionale Ismaele Lavardera, che in una nota fa sapere che ritiene tendenziosi gli accostamenti al movimento e chiede che la Procura vada fino in fondo nell'inchiesta. Allora, una notizia che ieri ha fatto un po' di rumore, direi tanto rumore. Tanto rumore, lo ritroviamo proprio sui quotidiani anche nella giornata di oggi, partendo da Repubblica Palermo. Questo è il titolo che troviamo, truffa sul bonus facciate, indagato Piraino, il paladino dell'antimafia, come si ricordava nel servizio. La procura ha sequestrato beni per 3,5 milioni. L'imprenditore si difende e dice, come abbiamo sentito anche nel servizio di Giusy Lazzaro, fiducia nella giustizia e vado avanti a testa alta. Stessa notizia la ritroviamo per farvi capire appunto quello che dicevi anche tu prima, Angelo, quanto questa notizia abbia avuto risalto sulle pagine dei quotidiani locali. Ancora il volto di Piraino e poi la truffa sul bonus facciate, il sequestro a 3,5 milioni all'icona dell'antimafia. Secondo il GIP l'imprenditore ha girato enorme sapendo che non avrebbe mai potuto terminare i lavori. L'autodifesa, l'indagine è iniziata 3 anni fa, avevo già fatto presenti le mie difficoltà sui crediti, vado a testa alta e continuo, come abbiamo letto anche negli altri quotidiani, ad avere fiducia nella giustizia. Grazie Marco, fra poco torniamo per completare anche la rassegna, ma intanto i NAS dei Carabinieri ieri hanno sequestrato 1000 tonnellate di pesce surgelato, ma anche del succo di agrumi in cattivo stato di conservazione. Tutto questo a Catania. La merce avrebbe fruttato 3 milioni di euro, ma era merce chiaramente che non era diciamo consumabile, vista come era conservata. 3 milioni di euro di pesce surgelato e succo di agrumi in cattivo stato di conservazione, e questo è il valore che avrebbe fruttato sul mercato la merce sequestrata dai carabinieri dei NAS nel catanese. Nel corso dell'ispezione è stata riscontrata la presenza di una cella surgelati contenente 110 kg di prodotti ittici presurgelati all'origine e stoccati a una temperatura di mantenimento non idonea alla loro conservazione, nonché 900 kg di succo di agrumi concentrato con etichetta irregolare non idonea. I prodotti ittici non correttamente conservati sono stati sottoposti a sequestro penale preventivo, mentre il succo d'agrumi è stato sottoposto a blocco ufficiale per ulteriori accertamenti. Al termine dei controlli la piattaforma è stata sospesa sino al ripristino delle irregolarità riscontrate e il titolare dell'attività è stato deferito in stato di libertà all'autorità giudiziaria competente.
E allora, Marco, torniamo ai quotidiani, da cosa ripartiamo? Partiamo dal nostro sito, Sicilia Web. Prima vi abbiamo fatto vedere l'apertura del nostro sito, ora andiamo invece sui pezzi che troviamo all'interno, come l'ultima notizia che abbiamo dato, con il sequestro di 110 tonnellate di pesce. Erano prodotti ittici presurgelati all'origine, stoccati a una temperatura di mantenimento, appunto come abbiamo sentito nel servizio di Desiree Ferrito, non idonea alla loro conservazione, e 900 tonnellate di succo di agrumi, appunto, sequestrati dai carabinieri del NAS di Catania. Torniamo adesso invece sulle prime pagine dei quotidiani, partendo dalle prime pagine che ancora non vi abbiamo fatto vedere. Ad esempio la Sicilia, che incomincia e apre, nel titolo anche sotto la testata, con quello che è successo a Palermo, il piano del Viminale, ne abbiamo già parlato, la stretta sulla movida malata. Anche in questo caso l'icona antimafia nei guai, abbiamo letto le pagine interne, e poi questa notizia che ha fatto scalpore, comunque ha creato sicuramente anche tanti disagi nella mattinata di ieri, il cavallo che stramazza in strada, sullo sfondo come sempre corse e doping, morto di infarto, traffico in tilt per ore. Sotto l'aspetto delle cronache nazionali, la cronaca della ragazza di 29 anni uccisa dal suo ex, più che cinquantenne, arrestato appunto proprio mentre la stava per finire. Andiamo sulla Gazzetta del Sud, perché sul quotidiano di Messina emerge il dubbio legato alla gioventù. Dunque a Messina è allarme giovani, l'emergenza emersa durante una riunione in prefettura sul disagio delle periferie. E poi anche in questo caso la cronaca con quello che è successo a Milano, e anche la situazione a Gaza, ne parleremo fra poco nelle cronache internazionali. Manca ancora la prima della Repubblica, vi facciamo vedere subito. Anche in questo caso il tema dominante è quello della sicurezza, la movida sotto tutela, emergenza criminalità, con il Viminale che dà il via a 3 zone rosse a Palermo, vigilanza rafforzata, previsto l'invio di 24 agenti, come abbiamo detto. E poi anche questo maxi blitz senza sorpresa allo Zen, non trovate le pistole nel nostro servizio, l'abbiamo legato anche a quello che è successo con Maranzano, e questo è invece il testo che troviamo proprio all'interno della Repubblica di Palermo. Dopo l'omicidio Taormini in azione 300 uomini, un elicottero, il bilancio droga e polvere da sparo e nessuna arma da fuoco. Ci sono anche le immagini e le foto, i controlli di ieri delle forze dell'ordine allo Zen, quartiere di origine di Gaetano Maranzano, assassino, reo confesso, di Paolo Taormina. Continuiamo ancora con le pagine interne, parlando di un tema importante per la Sicilia, legato appunto al ponte sullo Stretto con l'Unione Europea, un dialogo costruttivo, si dice, l'incontro gli eurodeputati di PD, AVS e Movimento 5 Stelle, dalla commissaria all'ambiente che conferma interlocuzioni con Roma. Per Ciucci si tratta di un passo in avanti, le opposizioni però continuano, alta all'opera, viola le norme. Si parla anche di altre opere importanti per la Sicilia, gli inceneritori, una doppia interrogazione della sinistra, ora lo scontro arriva fino in Europa, per cui ponte e inceneritori che riguardano da vicino la vita della Sicilia, magari la prossima vita della Sicilia dei prossimi anni, che approdano appunto all'Unione Europea per trovare degli sbocchi in un certo qual modo. Situazione politica invece nella nostra regione, con l'articolo che vi proponiamo
leggiamo dalla Gazzetta del Sud, il centrodestra alle prese con il traffico di poltrone. Fratelli d'Italia continua a incalzare il governo regionale per incassare la rimozione del dirigente Salvatore Iacolino, scontro tra maggioranza e opposizione sul voto segreto. Anche in questo caso, sempre su Gazzetta del Sud, vi facciamo vedere invece l'articolo con le parole di Bersani. Serve un'alleanza tra sinistra, culture liberali e sensibilità religiose. L'ex ministro presenta a Messina il suo libro su giovani e politica. Non è vero che le nuove generazioni sono disinteressate, uno stralcio appunto legato alla politica. Invece andiamo adesso sulla prima pagina di Catania del quotidiano La Sicilia per parlare della notizia che avevamo visto anche in un richiamo in prima, che abbiamo trattato ovviamente nei nostri telegiornali, con il titolo "Il cavallo morto di infarto in strada, sullo sfondo uso di farmaci dopanti, la circonvallazione, automobilisti dispiaciuti ma arrabbiati per via del traffico in tilt per ore", una situazione che non in questo modo, ma ricorda qualcosa già successo qualche tempo fa, sempre alla circonvallazione di Catania. Un cavallo collassato sull'asfalto, 4 persone che si affrettano a prestare soccorso e un'auto con i lampeggianti d'emergenza accesi. Da lì parte tutto e, come vedete anche dalla foto e dai video che avete visto sul nostro sito Sicilia Web e nei nostri telegiornali, la enorme fila che si è creata alla circonvallazione di Catania. Una parentesi per chiudere questa parte della nostra rassegna stampa sullo sport. 2 titoli vi facciamo vedere. Il Palermo che contro il Modena pensa ad una sfida al vertice che parte dalla difesa, con le immagini appunto di Filippo Inzaghi. Entrambe le squadre hanno incassato solo 3 reti dall'inizio del campionato. Diciamo, la teoria è quella miglior attacco alla difesa. Miglior attacco alla difesa, come spesso succede nel calcio italiano. Chissà cosa ne pensa il Catania invece, che in questo momento fa dell'attacco la sua forza, perché è una squadra che segna tanto, che subisce comunque poco, e però ritrova un grande attaccante del suo recente passato, cioè Roberto Inglese. Infatti Catania è Bobby Inglese, Bobby English, la traduzione in inglese. Ce l'avamo tanto amati, ora Dini deve stopparlo. C'è una foto proprio di Dini con Inglese in occasione dei playoff dell'anno scorso. Il portiere della difesa meno battuta del girone incrocia l'attaccante che sta facendo le fortune della Salernitana e che un po' i tifosi, diciamo, considerano, non dico un traditore, ma qualcuno che poteva sposare nuovamente la causa Catania, e invece ha scelto altre strade. E vabbè, dai, allora ci occuperemo di questa partita, cioè di Catania Salernitana, già nei telegiornali di oggi. A proposito, oggi si parlerà anche di altro, di Torre del Grifo, dell'asta per Torre del Grifo, quindi daremo ulteriori aggiornamenti. Ma intanto vediamo qual è la situazione in città dal punto di vista di traffico. Siamo su Catania in questo momento, le immagini ci portano su via Vincenzo Giuffrida e qui la situazione, diciamo, sentite anche l'effetto audio, con le automobili che vanno a rilento. Decisamente comunque una giornata complicata per la viabilità a causa anche della giornata uggiosa, quindi molto traffico in questa arteria della città. Vediamo invece sempre su Catania, siamo alla circonvallazione, anche oggi stamattina c'è traffico sostenuto, l'ora di punta chiaramente mi pare di capire che il traffico maggiore, per quello che vediamo nelle immagini, e in direzione Mister Bianco verso il Policlinico di Catania, mentre invece all'altezza del Tondo Gioieni possiamo dire che si viaggia, lo vedete in alto a sinistra, a destra sui vostri teleschermi, si viaggia in maniera più spedita, subito dopo chiaramente la rotatoria. Adesso invece andiamo a vedere, anzi a non vedere l'Etna, perché è quello che si mostra in un cielo davvero coperto e nuvoloso. Questa è la telecamera, una telecamera
telecamera che ci dà una visuale da Catania sull'Etna. Andiamo a Taormina, vediamo che cosa cambia. L'Etna non si vede, Taormina vediamo questo splendido golfo, chiaramente non c'è sole oggi, il cielo particolarmente nuvoloso, quindi la situazione climatica oggi è pressoché identica in quasi tutta la regione, se consideriamo, per le immagini che abbiamo mostrato, la Sicilia orientale. Adesso ci fermiamo perché fra poco riprenderemo la lettura dei quotidiani, quelli nazionali, le notizie dall'Italia e dall'estero. Si continua a parlare, e ce lo dirà, ce lo confermerà Marco Carli ancora, della tregua nella striscia di Gaza, e poi ci sono anche tanti fatti di cronaca nazionale da rivedere, soprattutto questo terribile femminicidio di Milano. Questo e altro fra pochissimo. Bentornati a Buongiorno Sicilia, siamo ai quotidiani nazionali, Marco. E allora ci sono tanti temi, sicuramente quelli che hai detto tu prima della pubblicità, vale a dire il Medio Oriente, per cui con i varchi per accedere alla striscia di Gaza, ma soprattutto le parole di Trump, quelle di Tajani, il rilascio degli ostaggi, è una tregua che diventa in questo momento un dato di fatto, e poi c'è invece la manovra in Italia che fa discutere, e dunque quando si parla di qualcosa legato all'economia ma soprattutto alla politica, i giornali ovviamente la trattano, e poi la cronaca con il femminicidio a Milano. Guardiamo il titolo di Repubblica, perché vi faccio vedere il titolo legato alla manovra. Le banche dividono il governo, l'ABI fa muro sulla tassazione straordinaria per reperire 4,5 miliardi. È una manovra di circa 18 miliardi, con la possibilità anche di adeguare gli stipendi degli statali, per loro previsti 2 miliardi, prestiti di Tajani su Giorgetti, in borsa scivolano i titoli del credito. E poi anche in questo caso, appunto, nel titolo in taglio centrale, Trump che minaccia Hamas: se non restituisci i corpi degli ostaggi Israele attaccherà al mio segnale. Per cui Trump che dirige le operazioni, come d'altro canto si è visto ha fatto, e poi il femminicidio, il massacro della povera Pamela, massacrata appunto dall'ex con la polizia già alla porta, perché ai primi colpi era riuscita ad invocare e a chiamare aiuto. Nel frattempo è arrivata la polizia. Andiamo sul Corriere della Sera, anche in questo caso vedrete che i titoli sono pressappoco identici, ma cambia l'impostazione del quotidiano, in questo caso della prima pagina, perché vedete l'apertura, anche se c'è una doppia apertura, perché c'è la foto appunto, il terrore e le urla, Pamela uccisa dal compagno con 24 coltellate, cronaca il femminicidio di Milano. L'altra apertura di spalla a destra è legata ad Hamas, l'altolà degli Stati Uniti, carabinieri schierati al valico degli aiuti, restituiti intanto altri corpi, qualcuno senza vita. Rafah, e questo è un valico, Rafah è un valico della striscia di Gaza, verso la riapertura ovviamente per gli aiuti umanitari. E poi la manovra, l'idea di ridurre le tasse sugli aumenti salariali, imprese e incentivi, si tratta il pressing sui soldi dalle banche, è una manovra che dalle banche dovrebbe avere ben 4,5 miliardi. Andiamo sui siti, perché vi faccio vedere il sito dell'ANSA che apre nel live con la situazione in Medio Oriente, rilasciati 20 ostaggi in vita, liberati i detenuti palestinesi, e le parole di Trump che dice: oggi è un'alba storica. Questa situazione chiaramente riguarda quello che vi abbiamo fatto vedere con gli aggiornamenti. Ritorniamo sulle pagine invece dei quotidiani per andare alla manovra, e vi faccio vedere degli aggiornamenti legati e degli approfondimenti legati a quello che troviamo sui vari quotidiani. La tensione sulle banche, la trattativa sugli incentivi
poi da istituti e assicurazioni è atteso un gettito fino a 5 miliardi. Va in soffitta intanto l'Ires premiale. Siamo sulle pagine interne del Corriere, mentre sulle pagine interne di Repubblica andiamo a dare un'occhiata a quello che succede in Medio Oriente. Netanyahu che reclama i morti, Trump che minaccia Hamas, ridateli o l'IDF attaccherà, nuove violazioni del cessate il fuoco, l'ONU avverte negli ultimi giorni almeno 15 uccisi nelle vicinanze delle truppe rimaste nella striscia, colpire i civili è un crimine di guerra. Questo troviamo legato al Medio Oriente, ma se ne discute di Medio Oriente anche in Italia, perché l'Italia offre scuole, medici e militari, no di Israele a protesi ultramoderne, la ricostruzione al centro del vertice a Palazzo Chigi con ministri, servizi e protezione civile. I carabinieri potrebbero essere impiegati nell'addestramento delle reclute, ma in questo caso in Giordania, per cui come vedete ci sono anche da parte dei vari governi, compreso quello italiano, la necessità e la volontà di discutere di ciò che dovrà succedere in Medio Oriente. Ritorniamo sulle prime pagine per partire appunto dalle prime pagine che aprono con la manovra. Evidentemente lo fa il Sole 24 Ore, quotidiano economico d'eccellenza in Italia, rottamazione, rata minima a 100 euro, imposta di soggiorno, doppio aumento, sono alcune delle caratteristiche che dovrebbero essere all'interno di questa manovra. Lo ricordiamo che deve essere al vaglio del Parlamento, approvata dalla Camera e dal Senato. Cartelle sotto esame l'idea di un versamento iniziale pari al 5% del debito, per i turisti 2 euro in più anche nel 2026, addirittura 5 euro in Lombardia e Veneto, stiamo parlando della tassa di soggiorno, e poi il bonus casa con la mappa del 2026 con l'addio a sconti su barriere e super bonus. Questo è un po' il tema che troviamo sul Sole 24 Ore, ma della manovra se ne parla in apertura su vari quotidiani. Ad esempio sul Messaggero troviamo gli aiuti legati alla casa e la scala mobile salva stipendi. È il documento inviato all'Unione Europea, contributi da banche e assicurazioni, spunta un meccanismo automatico per neutralizzare quella che è l'inflazione. Un ritorno un po' al passato. Esattamente, Perché... sembra, ma d'altronde, come si sa, la vita è un cerchio anche sotto l'aspetto dell'economia, per cui anche della manovra italiana si trova la possibilità di riprendere e ricostruire dal passato. Andiamo ancora invece sul Giornale, perché qui si parla di bonus e tasse. Ecco cosa cambia, un po' il quadro della situazione col nuovo ISEE, 60 euro alle mamme, la flat tax al 10% sugli aumenti di stipendio, la proposta shock che arriva dalla sinistra, secondo il Giornale, requisire temporaneamente le case sfitte. Dunque questo è un po', abbiamo fatto il quadro dei quotidiani che aprono con la notizia legata alla manovra, ma ci sono altri quotidiani invece che decidono di aprire con la situazione in Medio Oriente con temi diversi. Ad esempio, Avvenire, questo è il titolo, la rete degli aiuti a Gaza, la tregua regge, il governo e il sistema della cooperazione accelerano su un piano di interventi in 2 fasi, priorità ad alimenti e sanità, poi l'impegno per la ricostruzione. Restituiti 2 corpi, Hamas chiede aiuto per trovare gli altri, auspicabili cambi di leadership. E poi invece però i titoli cambiano a secondo dei vari quotidiani. Ad esempio su Domani si fa riferimento a quella che è l'attività dell'Italia. Meloni che rincorre gli affari a Gaza, ma l'Italia secondo Domani è solo una comparsa. La Premier ha nominato Bruno Archi, diplomatico di lungo corso, inviato speciale alla ricostruzione. Il nostro paese sconta il ritardo nei confronti degli altri partner europei e punta sulla fedeltà a Trump. Ci sono poi altre considerazioni
che dividono come sempre l'opinione pubblica, ma anche i lettori dei vari quotidiani. Ad esempio su Libero si parla di terrore islamico con la rete di Hamas in Italia, lo studio degli Stati Uniti. I palestinesi hanno da anni basi operative nel nostro paese, miliziani armati e pronti a colpire, alcuni sono stati arrestati, altri sono spariti. Questo è l'apertura di Libero, mentre nel titolo sotto la testata del manifesto si riportano le parole di un dottore che è stato liberato da Israele lunedì. 686 giorni in cella per il mio camice, questo racconta questo dottore di ciò che è successo, per cui anche in questo caso i giornali, qualche quotidiano racconta la notizia, qualche altro approfondisce e racconta voci diverse da una parte e dall'altra degli schieramenti. Chiudiamo ancora con la notizia invece del femminicidio di Milano. Ovviamente sono pieni i giornali del volto di questa splendida e sfortunata ragazza, quell'orrore senza fine, uccisa a Milano dal compagno, l'ultima chiamata all'ex che dice non sono riuscito a salvarla. È stato un tema di cronaca che ovviamente ha tenuto banco e terrà ancora banco per i prossimi giorni. A te. Grazie Marco, con te ci ritroviamo chiaramente più avanti in trasmissione. Adesso noi facciamo una pausa e poi cominceremo ad avere i primi ospiti in studio. Cominceremo con l'avvocato Tommaso Tamburino, parleremo della giustizia riparativa partendo dalla rinuncia all'appello rispetto alla condanna, quella dell'ergastolo di Turetta per il femminicidio della povera Giulia. Ma tutto questo fra pochissimo. Eccoci, siamo di nuovo insieme. Allora, l'ho già annunciato, il nostro primo ospite è qui con noi in studio. Buongiorno. Avvocato Tommaso Tamburino, che ci spiegherà intanto cos'è la giustizia riparativa e poi cercheremo di capire se la scelta di Turetta è legata ad opportunità, a pentimento, a pressioni esterne. Cercheremo di capire, non potremo dare una risposta. La giustizia riparativa è un istituto recente, è stato introdotto solo nel 2022 dalla legge Cartabia e praticamente è un istituto che in altri paesi dell'Europa esiste già da anni ed invita a un colloquio tra incontri, colloqui, è un percorso che inizia tra la vittima del reato e l'autore del reato. Si può svolgere in qualsiasi fase del procedimento, quindi addirittura ancora prima che inizi il processo penale, anche dopo, quando poi ci sarà la sentenza definitiva, ed è una modalità con cui le parti del processo si incontrano per giungere a forme di chiarimento tra di loro, cioè la vittima del reato può chiedere di incontrarsi con l'autore del reato, perché ciò potrebbe aiutarla a capire meglio il reato che ha subito. L'incontro con il carnefice può aiutarla a superare il trauma che ha subito. Il caso classico è la vittima della violenza sessuale, che può essere interessata a incontrare l'autore del reato, seppur dopo tanti anni, per capire perché ha scelto lei, perché ha posto in essere questi comportamenti. Stessa cosa può essere fatta dall'autore del reato, il quale può, senza alcun beneficio apparentemente in relazione alla pena che poi subirà, può proporre l'incontro con la vittima per chiarire, per giustificarsi, per chiedere perdono, tutto ciò nell'ottica della rieducazione della pena. Avvocato, però questo presuppone che da parte della vittima ci sia la forza per poter, diciamo, affrontare il suo carnefice. Se la vittima evidentemente non c'è più, è la famiglia che deve intraprendere questo percorso, ma dall'altra parte l'autore del grave fatto, del grave reato commesso,
deve mostrare pentimento vero e sincero. Esatto, e qua non sappiamo mai dietro queste decisioni cosa c'è, se c'è veramente il pentimento o se c'è l'obiettivo di avere degli effetti premiali che sono collegati a questa procedura. Perché se realmente l'imputato condannato si vuole incontrare con la vittima, in questo caso la legge distingue tra vittima primaria e secondaria, nel caso di omicidio il familiare, perché vuole spiegare le ragioni del suo gesto, vuole in qualche modo redimersi, vuole chiedere perdono, è chiaro che deve essere realmente portato a questo, e la vittima o la vittima secondaria, come nel caso di un genitore, deve accettare di questo incontro, potrebbe rifiutarlo. La giustizia riparativa presuppone la volontà di entrambi, alla presenza poi di un mediatore che li metterà in contatto e che porterà un procedimento vero e proprio che si concluderà con un risultato positivo o negativo. Nel caso specifico, nel caso della famiglia Cecchettin, mi pare di avere capito che il papà in questo momento non abbia intenzione non ha espresso l'intenzione di intraprendere questo percorso, anche perché dall'altra parte non c'è stato poi un pentimento, anche se adesso con questa rinuncia, diciamo, all'ergastolo, cioè rinuncia a ricorrere contro l'ergastolo, Turetta potrebbe far intuire che si è pentito di quello che ha fatto, accetta la pena, ma come si fa da questo? Cioè è un problema culturale, è un problema di sensibilità, non è un problema di facile soluzione, c'è un punto di equilibrio che davvero... Lei ha portato proprio l'esempio di Turetta, e allora qui abbiamo un procedimento che si è concluso già con l'ergastolo, in cui sembrerebbe che la prova è piena e certa, e quindi, dico, volendo ipotizzare gli scenari più negativi, è evidente che il Turetta non può ipotizzare una soluzione positiva nel giudizio d'appello, e allora in questo contesto la scelta di questo tipo di programma potrebbe anche essere strategica, perché effettivamente se lui porta avanti questo percorso e poi si concluderà positivamente, avrà degli innegabili vantaggi nella fase dell'esecuzione della pena, perché potrà usufruire di misure alternative alla detenzione che potranno essere consentite proprio in funzione dell'esito favorevole. Cosa lo porta quindi a prendere questa decisione? Solo lui lo potrà sapere. No, perché ci sono quelli i più maliziosi, possono pensare che è in qualche modo aprire la porta verso questo tipo di soluzione. Altri dicono che magari non si accetta il confronto, non si vuole avere comunque questo confronto con la famiglia, con il papà, con la sorella. Di fatto, purtroppo, ciò che spingerà di volta in volta l'imputato a fare questo tipo di richiesta non lo sapremo mai. Certamente è un istituto di civiltà giuridica, perché dato che spesso non arriviamo mai alla riabilitazione, alla rieducazione all'interno delle carceri, questo è un modo con cui invece è possibile che l'imputato condannato per fatti gravi possa ottenere una sorta di propria rieducazione, perché nel momento in cui chiede perdono, nel momento in cui questo perdono gli viene dato, lui potrebbe chiudere quella fase della propria vita e ripartire da zero. Insomma, è difficile e infatti non a caso è uno degli istituti ad oggi più disapplicati. Noi abbiamo preso esempio da altri paesi, lei diceva. Sì. Paesi che probabilmente hanno delle basi legislative diverse dalle nostre, una cultura diversa rispetto alle nostre. C'è un esempio di paese dove magari questo istituto, questa forma di giustizia riparativa viene applicata, è stata già applicata e ha dato dei risultati? Allora, leggevo proprio che vi sono alcuni paesi del Centro America che prevedono questo tipo di procedure, e il risultato in quelle occasioni addirittura è un risultato che non è previsto nella nostra legislazione, cioè prevede dei premi veri e propri come riduzione di pena. Da noi la questione entra nell'ambito della valutazione del giudice, che nel poi infliggere la condanna potrebbe anche riconoscere una attenuante. Certamente poi, ad esempio, vorrei anche precisare come la difficoltà di applicare questa legge. La legge si applica nel momento in cui vi sono le parti che chiedono di procedere con questo percorso alla presenza di un mediatore.
Al solito in Italia è previsto tutta una serie di corsi che deve seguire il soggetto che vuole diventare mediatore, ma ad oggi strutture all'interno delle quali si possa svolgere questa mediazione e soggetti che abbiano queste caratteristiche o non ce ne sono o ce ne sono pochissimi. Quindi diciamo che abbiamo questa la norma, abbiamo la previsione legislativa, ma poi la pratica effettiva è complicata. Ma questo adesso cerchiamo di spostarci e andare un pochettino più avanti. Sì. Questo tipo di incontri si dovrebbero svolgere necessariamente all'interno del carcere o altrimenti magari in strutture protette? Allora, il legislatore parla di centri di giustizia riparativa, senza dare diciamo, delle collocazioni ben precise. Non devono essere necessariamente all'interno del carcere, ma devono essere strutturati in modo tale da rispettare alcune regole di sicurezza. I mediatori devono avere delle caratteristiche, gli incontri devono avere, ad esempio, il mediatore deve prima incontrare la vittima, poi incontrare l'autore del reato, deve essere un esperto, deve essere uno psicologo, deve essere uno psicologo o un laureato in legge, un criminologo che fa un corso da 150 a 300 ore. I corsi devono essere tenuti da docenti specializzati, insomma è una struttura che ancora è lontana dal partito. Diciamo che siamo molto lontani veramente dall'applicazione. E anche dalla cultura di questo tipo di istituto. Ma io facevo riferimento proprio alla cultura, perché la cultura fondamentalmente è quella del perdono. E quando ci si trova davanti a queste perdite magari così importanti è difficile trovare la forza davvero per perdonare, ma soprattutto si deve avere un segnale, un'apertura dall'altra parte. Là, anche lì è difficilissimo trovare il punto diciamo, di equilibrio tra le due parti, perché immaginiamo una mamma, immaginiamo un papà che ha perso una figlia, un figlio, o perché è stato assassinato, o perché invece è stata diciamo, assassinato oppure violentata e ha perso la vita proprio in occasione di questa violenza, poi dover pensare di perdonare e abbracciare il carnefice mi sembra è forte, è un'immagine forte questa. Esattamente, e questa è la ragione per cui è difficile per certi tipi di reati molto gravi accettare l'idea che la vittima o il parente della vittima, anche perché dietro c'è sempre l'incertezza che l'autore del reato non sia mosso da vero pentimento, ma dall'obiettivo di avere dei vantaggi che non saranno determinanti, ma sono comunque, nel caso del Turetta, ripeto, nel momento in cui lui sa già che il suo destino è segnato e che addirittura a seguito dell'appello del pubblico ministero potrebbe solo essere aggravato e non migliorato, è legittimo da parte del familiare, in questo caso del genitore, pensare che sia una scelta strategica e non sia un vero pentimento. Avvocato, proprio sulla scelta di Turetta vorrei chiudere il nostro incontro di oggi, perché questa sua decisione in qualche modo nel mondo dei giuristi, degli avvocati penalisti, in qualche modo ha scatenato un dibattito acceso, un confronto serrato anche fra gli esperti della materia. Sì, noi ad esempio, io sono un sostenitore di questa normativa, perché comunque è utile proporla anche per dare da parte del soggetto imputato, del soggetto condannato, perché dà comunque la dimostrazione a chi poi dovrà giudicare che io voglio pentirmi, io voglio spiegare le mie ragioni, se ce ne ho, o comunque le follie che mi hanno portato a commettere quel reato. Paradossalmente, anche se non verrà accolta dalla vittima, la mia scelta, la mia proposta verrà ben valutata dal giudice, che comunque sa che io mi volevo incontrare con la vittima. Quindi qui abbiamo scelte varie, strategiche, e posizioni che però, anche diverse, mi pare, anche all'interno c'è chi contesta, perché vede, il nostro paese comunque poi alla fine è fondato anche sull'idea della sanzione collegata al fatto di reato. Quindi, ci deve essere l'afflizione. Esatto, e quindi la parte offesa si vede soddisfatta nel momento in cui vede punito l'imputato, e quindi è difficile contemperare le due esigenze. Vabbè, noi abbiamo cercato di dare qualche risposta, abbiamo cercato di spiegare cos'è la giustizia riparativa, semplicemente saprà Turetta se veramente, solo lui potrà sapere se effettivamente è pentito di quello che ha fatto, del gravissimo gesto commesso, perché se
70 e più coltellate, insomma non sono un momento di follia, di lucida follia, è un accanimento proprio, e là magari è difficile, tornando alla famiglia, poter pensare ad un perdono. Grazie all'avvocato Tommaso Tamburino per essere stato con noi questa mattina. Fra poco parleremo di altro, perché qui a Buongiorno Sicilia spaziamo da un argomento all'altro. Questo è un altro argomento che sta facendo discutere. Parleremo di scuola e allo stop all'educazione sessuale anche alle scuole medie. Cioè un dibattito tra maggioranza e opposizione. Noi non entreremo certamente nelle polemiche, però cercheremo con un'esperta di capire effettivamente cos'è giusto per i nostri ragazzi. Tutto questo fra poco, restate con noi. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì prevarrà il sole, specialmente al centro-nord e in parte sulla Sardegna, con al più di tanto in tanto il passaggio di qualche nuvola, instabile invece al sud e sulla Sicilia. Infatti sarà attiva una zona di bassa pressione sull'isola che porterà dei fenomeni piuttosto diffusi, localmente anche di forte intensità, con il vento che a tratti si farà sentire specie sulle zone costiere, dove i mari risulteranno in generale mossi e le temperature massime tenderanno a subire un lieve calo. Per quanto riguarda poi la giornata di venerdì, prevarrà il sole, sull'isola avremo però della variabilità a tratti sul versante tirrenico. Temperature massime diurne che non subiranno particolari variazioni, localmente e specie sulle zone costiere si arriveranno a toccare ancora i 23-24 gradi, qualche grado in meno nelle aree interne. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo. Eccoci di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia. Ho anticipato il tema prima di andare in pausa. Abbiamo visto le previsioni meteo per la giornata di oggi, anche per domani. Meteo, insomma, oggi non è una bella giornata. Piove un po' ovunque in Sicilia. Ma adesso torniamo all'argomento che ho anticipato, il tema della scuola. Il tema della scuola fa sempre discutere, perché la educazione, la preparazione dei nostri ragazzi è fondamentale per formare persone, uomini, donne del futuro, che possano diciamo, rendere migliore la nostra vita, la nostra società. Allora, il dibattito adesso che affrontiamo stamattina, intanto saluto perché buongiorno e grazie. È con noi stamattina la dottoressa esperta in ginecologia e anche è una sessuologa, la dottoressa Elisa Caruso. Allora, dottoressa, qualche giorno fa in commissione si è votato un emendamento che è stato proposto insomma in qualche modo dal ministro Valditara, che è il ministro dell'istruzione, per stoppare quella che è, diciamo, l'educazione sessuale anche nelle scuole medie. Sì, nelle scuole. Prima si era pensato solo alle scuole elementari, adesso si estende alle scuole medie. Ma la domanda che le faccio io è questa, per cominciare questa nostra discussione breve, una decina di minuti. Per i nostri ragazzi, a quell'età, si riesce a fare distinzione tra affettività e sessualità intanto? Perché stiamo parlando, i bambini delle elementari sono piccolissimi, alle medie forse già oggi hanno un concetto anche di sessualità. Allora, intanto partiamo dal fatto che per fortuna ancora non è una legge, se ne sta parlando, già il fatto che si discuta di questo è davvero preoccupante, perché parliamo di ragazzi che una fascia, diciamo, d'età tra gli 11 e i 14 anni, quindi capiamo bene che è una fascia d'età in cui si hanno le prime modificazioni, le prime trasformazioni puberali. Avviene nella ragazza la prima mestruazione, il menarca, nel ragazzo, lo definiamo ragazzo ancora, avviene nelle adolescenti, siamo in età certo. Già siamo in età adolescenziale, già sì, quell'età. lo definiamo così, avvengono le prime erezioni, avvengono quindi le prime modificazioni. Con la prima mestruazione addirittura si diventa potenzialmente anche riproduttivi, ok? Quindi togliere a questi ragazzi, io direi una bussola proprio nel momento in cui c'è il primo viaggio, è una cosa gravissima, perché è proprio qui che si hanno i primi approcci.
le prime emozioni forti, le prime esperienze sessuali, devo dirlo, perché comunque l'inizio del primo rapporto sessuale non è più 16-17, ma è 13-14, anche 12. Io in ambulatorio vedo anche donne, ragazze di 14 anni in gravidanza, quindi è fondamentale l'educazione sesso-affettiva. Ma perché è fondamentale? Perché quando molti pensano che parlare di educazione sessuale inevitabilmente si parli solo di sesso, non è così, si parla di tanto altro, si spiega ai ragazzi cos'è il consenso, si spiega ai ragazzi cos'è il rispetto del proprio corpo e quello degli altri, la diversità, si danno dei nomi anche alle nostre parti del corpo, ai genitali, e poi c'è anche il discorso che secondo me è quello principale per cui c'è sempre tutta sta polemica dietro, il gender o comunque è il problema diciamo, quello che anima il genere, dibattito l'educazione di genere. L'educazione di genere. Ecco, l'educazione di genere. Quando si parla di educazione di genere molto spesso si confonde con l'ideologia gender, che è un'altra cosa. Parlare di gender, cioè di educare, l'educazione appunto di genere, significa dire ai ragazzi che esistono 4 dimensioni della persona, che sono sesso biologico, identità di genere, orientamento sessuale ed espressione di genere. Questo non vuol dire che io devo dire a te cosa tu devi essere. Io ti sto portando a capire chi sei e a capire anche, a farti vivere la tua vita e la tua relazione senza discriminazioni. Le chiedo scusa dottoressa, intervengo su questo. Per fare questo tipo di approfondimenti e di lezioni credo che probabilmente servano delle figure specializzate. Assolutamente. Perché affidare esperte in educazione agli sessuale, insegnanti curriculare questo tipo di attività mi sembra diciamo non possa essere realistico. Ma è realistico perché, allora, io sono ovviamente formata, ma anche altre figure, infatti io dico sempre quando si parla di un progetto, perché qua parliamo di progetti scolastici, anche perché in Italia purtroppo non è d'obbligo, diciamo è l'ultimo paese, mentre in tanti altri stati da anni ormai l'educazione sessuaffettiva è diventata ovviamente d'obbligo. Le figure importanti sono la psicologa, la ginecologa o l'ostetrica e la pedagogista. Poi le altre figure, in base anche ovviamente ai progetti, possono essere l'urologo, l'assistente sociale. Quindi si fa un progetto e chiaramente si discute di tanto, quindi non è che parlare solo di sesso, è importante anche fare quello, perché come ho detto poc'anzi, siamo in una fase in cui c'è una potenziale riproduttività, quindi alla ragazzina di 12 anni si deve spiegare che si deve fare la contraccezione, come si fa, cioè la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, che guarda caso l'OMS e l'UNESCO ci dicono che nei paesi dove è stata resa d'obbligo l'educazione sesso-affettivo c'è stata una riduzione sia delle gravidanze indesiderate che delle malattie sessualmente trasmissibili. Allora, per organizzare tutto questo servirebbe una vera rivoluzione nelle scuole. Secondo me sì. Serve una rivoluzione proprio nel piano, non dico didattico, ma nella struttura, perché poi tu nel piano didattico inserisci l'ora e allora saranno Ma è gli sempre esperti. poco. Allora, guardi, Ho detto l'ora per dire che insomma nel piano didattico si deve inserire a scuola, sì, con delle ore specifiche, con delle figure che un'equipe multidisciplinare, assolutamente fondamentale. Io le chiedo un'altra cosa, visto che in questo momento manca questo tipo di diciamo di figura, mancano questo tipo di figure per fare questo insegnamento. Quella che è la cosiddetta ora di educazione civica, in qualche modo con degli esperti io sto facendo un'ipotesi, sto facendo insieme a lei. Sì, si potrebbe, ha dato un'ottima idea. Sinceramente non ci avevamo pensato, però l'ora di educazione civica si può trasformare in educazione affettiva, insomma sì, sicuramente è già un punto di partenza. Sarebbe un primo passo, sarebbe un passo importante per incominciare a gettare le basi, perché questi processi non avvengono dall'oggi al domani. Questo tipo di inserire a scuola queste figure serviranno, non voglio esagerare, anni sicuramente, forse anche decenni, per come siamo noi. Stiamo ritornando un po' nel Medioevo. Io sono molto dispiaciuta di questa cosa. L'anno scorso erano stati stanziati dei fondi
500.000 euro, che comunque erano pochissimi, che poi sono stati dirottati verso altro, quindi anche lì ci fu una sorta di rivoluzione tra, insomma, anche perché ci sono tante associazioni che si occupano di questo, che insomma cercano di inserire appunto l'educazione sessuo-affettiva delle scuole, però con scarsi risultati. La stessa lezione di educazione civica potrebbe servire nel far capire e nel contrastare la violenza di genere. Anche quello potrebbe essere... Potrebbe essere... Basti pensare al caso di ieri, non se ne può più, l'ennesimo caso di femminicidio. Ma la poverina, insomma, lei ci ha provato in tutti i modi a salvarsi, ha chiamato, ha telefonato, le forze dell'ordine sono arrivate, ma sono arrivate proprio nel momento in cui, quindi insomma bisogna fare qualche cosa, certamente. Il caso di Paolo, di un mese fa, non dimentichiamo il caso del bambino che si è suicidato. Serve assolutamente fare qualcosa. Insomma, noi abbiamo cercato di dare qualche indicazione. Le nostre indicazioni sono sempre, insomma, un modo per parlare, per discutere, per fare conoscere alle persone che ci seguono da casa i temi di dibattito che possono in qualche modo migliorare e migliorare tutti quanti noi. Dal suo punto di vista, mettere insieme un'equipe per ogni scuola servirebbe un'equipe o più equipe, perché è difficile. Ma un progetto a ore, sì, un progetto dipende anche dai fondi regionali, dai fondi nazionali, quello sicuramente, però è fattibile, perché no? Assolutamente. Allora, noi lanciamo questa idea. Noi la lanciamo, speriamo che... In attesa che arrivi, diciamo, poi nelle ore curriculari possa entrare anche l'educazione affettiva e sessuale, in qualche modo possiamo magari pensare a questo tipo di progetto. Allora, io auguro a lei, intanto a tutti quanti voi, un buon lavoro. Grazie alla dottoressa Elisa Caruso, che è una ginecologa ma anche una sessuologa. Grazie ancora. Ci dobbiamo fermare adesso, però cambiamo argomento, perché fra poco parleremo con una signora che ci racconterà i suoi 111 anni. La colleghiamo in diretta con la nostra Veronica Barbarino. Abbiate qualche momento di pazienza e poi torniamo di nuovo insieme. Buongiorno Sicilia. Allora, di nuovo buongiorno Sicilia, e ora parliamo di questa signora che è in collegamento con la nostra Veronica Barbarino, Rosaria Martorana, ultracentenaria, la vediamo già collegata con la famiglia. Buongiorno intanto a voi, fra poco arriviamo, buongiorno. Grazie Veronica. Devo salutare in studio con me il dottore Salvatore Piro, che è direttore della scuola di specializzazione in geriatria dell'Università di Catania, ma è anche direttore dell'unità operativa complessa del Nanas Garibaldi Medicina Interna. Buongiorno. Buongiorno. E grazie per essere qui. Con lei scopriremo i segreti della lunga vita, della longevità, ma abbiamo una testimonianza diretta. Allora andiamo subito da Veronica a Ragusa, dalla signora Rosaria Martorana. Buongiorno signore, grazie per aver pazientato stamattina. Allora, stanno salutando dallo studio, buongiorno. Buongiorno e grazie per essere con noi. Allora Veronica, accanto a te ci sono altri ospiti, ce li puoi presentare? Grazie, buongiorno signora. Sì, abbiamo i due nipoti, 2 di 7 nipoti, abbiamo Andrea e Gianni, che oggi ci raccontano un po' di questa super nonna di 110 anni, ma il 27 ottobre, quindi prossima settimana, ne farà 111. Mamma mia! È la più longeva nonnina della Sicilia e 10ª in tutta Italia. Arrivo da te, Veronica, arrivo da te fra un istante, però volevo chiedere subito al dottore Piro, è un problema oppure è una fortuna genetica la longevità, oppure ci mettiamo tanto del nostro? Direi la terza, ci mettiamo tanto del nostro. La genetica è importante, è fuori di dubbio che è importante, però vivere in un ambiente sociale principalmente e di benessere è qualcosa che allunga, questo dicono gli studi, perché tutti i tentativi di allungare con vari integratori eccetera in realtà poi non hanno basi scientifiche o evidenze scientifiche. Se noi andiamo a guardare nel dettaglio i dati disponibili, per esempio quelli ultimi dell'Istat d'Italia 2024,
dicono che paradossalmente sopravvivono di più e arrivano ad età da supercentenari al nord, Trentino Alto Adige, centro Italia in qualche modo, e pochissimo da noi. E questo è terribile, io ritengo, perché abbiamo sempre pensato che l'alimentazione corretta, la dieta mediterranea, il sole e l'ambiente bello come quello siciliano potesse in qualche modo far sopravvivere di più. In realtà sono i servizi sociali, sono l'ambiente in generale che fa di queste persone, che permette a queste persone un benessere a 360 gradi, e quindi questo è quello che probabilmente determina e incide molto di più per la sopravvivenza. Allora andiamo da Veronica, andiamo soprattutto dalla signora Rosaria Martorana, per farci spiegare questo segreto, che cosa è riuscita a fare, come ci è arrivata. Ecco, com'è stata la vita di nonna? Diciamo una vita abbastanza tranquilla. Più che altro penso che il segreto della longevità della nonna è la sua tranquillità, nel senso che ha vissuto una vita sempre casalinga, familiare, senza eccessi, lontana forse dallo stress a cui siamo abituati tutti i giorni noi, e quindi probabilmente il segreto è questo, il fatto di vivere una vita tranquilla, familiare, ma sempre con degli obiettivi. Ecco, la sua giornata sarà sempre scandita da degli obiettivi ben precisi. La mattina si alza, ci sono, diciamo, le faccende di casa, di famiglia da fare, senza mai riposarsi un attimo, ecco, però senza mai, come dire, essere seguita dallo stress a cui siamo abituati noi tutti i giorni. Che carattere ha nonna? Ma la nonna ha un carattere abbastanza forte, malgrado un po' tutto della vita. Si è sempre rialzata con forza e è andata sempre avanti. Però c'è tanto amore, vedo, attorno alla signora, c'è tanto affetto. Non so se mi sentite, volevo segnalare, evidenziare come accanto alla signora ci sia tanto amore. Questo evidentemente l'aiuta, la fortifica. Vorrei tornare un attimo dal dottore. Anche questo, non bastano i servizi esterni, ma serve anche un ambiente familiare che ti accutisce, che ti coccola. Guardi, quello che dice lei è documentato da evidenze scientifiche. Gli anziani vivono e sopravvivono di più se restano all'interno del nucleo familiare. Spesso con i figli, spesso con le famiglie, e vivono di meno quelli che invece per esigenze sociali devono poi transitare da case di riposo o da strutture che non sono la famiglia. Quindi questo è un dato di fatto. Sembra un'osservazione quasi aneddotica, o comunque dico un report che ci dice la signora che stiamo incontrando oggi, ma di fatto poter vivere, avere la fortuna di vivere in un ambiente sociale, familiare e domestico, quindi con le proprie abitudini, è quello che a livello proprio di sopravvivenza incide di più. Torniamo di nuovo da Veronica e scopriamo qualche altra cosa. Prima abbiamo visto una foto particolarissima della signora che si è concesso anche un bicchierino di troppo, passatemi il termine. E l'ha pure bevuto. L'ha pure bevuto, infatti. Sì, perché era stato offerto semplicemente per fare la foto, per essere una cosa così carina. Quanti anni aveva in quella foto? Quanti anni festeggiava? 102 circa, quindi circa 8 anni fa. Voglio dire, cos'era, vodka? Sì, l'ha bevuta e mi è pure piaciuta. Veronica, torniamo di nuovo da te. Sì, e diciamo, come diceva il dottore, è vero, l'ambiente familiare sicuramente aiuta, e tanto che infatti la nonna è stata in famiglia sempre, giusto? Fino a 4 anni fa però ha avuto un piccolo problema con le gambe, quindi deve essere accudita 24 ore su 24. Fortunatamente abbiamo trovato questi residenze per anziani che li dobbiamo ringraziare perché sono all'altezza della situazione, 24 ore su 24 ore, la puliscono, diciamo che comunque trova bene, siamo in casa, siamo vissuti in casa, quindi a 107 anni ho vissuto nella casa di famiglia, dai figli e dai nipoti.
sempre accudita dalla nostra famiglia. Veronica, Come i che figli cosa hanno preparato? Che cosa state preparando per la festa di compleanno prossima che arriva? Ci raccontate che cosa c'è in programma? Sì, diciamo c'è una grande festa sicuramente qui dove si trova la nonna, poi ci sarà la presenza di alcune delle autorità, il sindaco, il vescovo, il prefetto. Diciamo ancora aspettiamo conferma da parte di qualche altra autorità, che però avranno sicuramente piacere di partecipare a questo evento, che per Ragusa è un bel traguardo. un bel traguardo, non è una cosa Speranza, evidentemente a questo si vive bene. Cioè. Però Probabilmente sì. la speranza la dobbiamo creare anche noi, dottore. Torno di nuovo da lei perché quello che comunque sono le regole di vita sane vanno sempre rispettate con diligenza. Dormire quanto basta, perché altrimenti non si riesce a gestire lo stress, è fondamentale anche. Servono anche dei controlli medici di tanto in tanto per vedere come siamo messi? Assolutamente sì. L'alimentazione, quindi mi smentisco in parte, deve essere assolutamente perseguita. L'abolizione del fumo e del consumo eccessivo di alcolici vanno assolutamente eliminati. Il controllo di pressione arteriosa, apporto di sale, glicemia e colesterolo sono sicuramente degli investimenti da fare alla nostra età, a qualsiasi età. Poi nel tempo vanno mantenuti e quindi controllare di tanto in tanto glicemia, colesterolo, pressione è alla base, e l'alimentazione corretta, le passeggiate quando possibili e un investimento appunto in termini di benessere socio-ambientale sono alla base di un investimento che poi darà i frutti appunto nella seconda parte della vita, quindi tutti noi dovremmo pensarci già da oggi. Prima di tornare da Veronica, le volevo chiedere quanto incide il fattore esterno su quello che è il nostro patrimonio genetico? Cioè, se noi veniamo da una famiglia che ha la longevità proprio nel DNA, riusciamo veramente a distruggere quel patrimonio con la nostra vita, fra virgolette, scellerata che conduciamo? Assolutamente sì. Io posso avere come l'esempio dei figli ricchi o dei ricchi che sperperano in meno di una generazione tutto il patrimonio. Quindi il mio patrimonio genetico, se fosse mai, se potenzialmente mi potesse mai portare a 100 anni o più, se io fumo, se io bevo, se io non mi alimento correttamente, è chiaro che lo sperpererò e il potenziale beneficio lo perdo. Quindi pensare a questo, secondo me ogni giorno, ci fa cambiare anche le strategie, perché io ritengo sempre che 80 anni vissuti bene e in salute siano meglio di 100 vissuti male, quindi investire su quello che poi la natura ci ha dato e potenziarlo fino a quando è possibile è certamente qualcosa che noi possiamo fare e nelle nostre possibilità. Il sistema sanitario nazionale investe anche su questo, quindi dico, noi sanitari dobbiamo anche fare potenziamento e protezione e appunto promozione della salute con questi messaggi da trasportare. Torniamo di nuovo da Veronica, abbiamo un paio di minuti ancora prima di chiudere, lascio a te praticamente questi minuti conclusivi del nostro collegamento. Sì, io volevo fare una domanda alla signora, perché sulle sue gambe troviamo una copertina di lana che è stata fatta da lei e continua a lavorare a maglia, signora, 110 anni. Il suo passatempo durante le giornate è questo. Sì. Facciamo vedere. Glielo vuoi? Questo l'hai fatto tu? Insomma, diciamo che è una copertina che lei ha fatto a varie riprese negli ultimi mesi, la fa e la rifà, è un suo passatempo, l'ha sempre fatto, è sempre riuscito a maglia. è importante, ci fa vedere come si lavora a maglia. Brava la signora veramente, grazie. Veronica, grazie davvero per questo contributo, auguri ancora alla signora, magari grazie, una buona giornata. Arrivederci, Grazie. Chiudiamo con il dottore Salvatore Piro. Allora, ci dice essenzialmente una giornata tipo, così magari non ci logoriamo troppo, partendo dal momento in cui ci riposiamo, dai.
Allora, il quantitativo di sonno dovrebbe essere adeguato, però probabilmente senza saperlo ha dato l'informazione il nipote della signora. Lasciare le persone con un'abitudine e con un impegno mentale, quello è quello che dal punto di vista scientifico rende di più. Quindi se io appunto a un soggetto geriatrico permetto di continuare a fare le proprie attività, lavorare a maglia, leggere se lo può fare o continuare a frequentare gli ambienti, la campagna, gli animali eccetera, questo è quello che sicuramente rende di più, quindi le abitudini, mantenere le abitudini che ha avuto in vita. Poi un'alimentazione corretta, una giusta esposizione al sole, sicuramente un altro aspetto importante, perché ci sono dati che dicono che l'esposizione al sole aumenta i livelli di vitamina D, il giusto apporto di vitamine essenziali. Per esempio l'apporto di carne, ricordiamoci che i soggetti geriatrici tendono a non mangiare carne e quindi di conseguenza a impoverirsi del gruppo B delle vitamine. La frutta e la verdura sono fondamentali perché hanno vitamina C, vitamine appunto del gruppo della C, le verdure a foglia verde, sono tutte cose importanti che dovremmo educare appunto i nostri pazienti a fare con regolarità. Grazie per il suo contributo, grazie al dottore Salvatore Piro, che ricordiamo è il direttore della scuola di specializzazione in geriatria dell'Università di Catania, ma è anche il direttore dell'unità operativa complessa della ANAS Garibaldi della medicina interna. Grazie per essere stato con noi. Adesso è il momento di cambiare argomento, c'è la sigla dell'oroscopo e vediamo cosa dicono le stelle questa mattina. Ci colleghiamo con Marco Amato, ce l'abbiamo Marco? Eccolo qui. Marco, buongiorno. Allora, stamattina ci parli di un nuovo amore? Dico bene? Buongiorno a te. Parlo di un nuovo amore e vi parlo da un posto meraviglioso. Dunque, quest'amore è tra Katy Perry e l'ex governatore Justin Trudeau. Ebbene, sono rispettivamente Scorpione e Capricorno, due segni che hanno un'accoppiata solida e vincente e che vincono assolutamente in termini di resistenza e di piacevolezza. È una coppia sulla quale io punterei tantissimo, proprio perché il solido Capricorno tenace riesce ad avere ragione di uno Scorpione passionale e a volte incredibilmente intenso. Ebbene, oggi vi dico che la Luna passa da un focosissimo Leone ad una Vergine ordinata che vuole assolutamente riprendere un po' le fila dello zodiaco. Quindi cosa accade? Per Ariete è bene in mattinata, un po' di conti da fare però nel pomeriggio, mentre invece per Toro ottimo la seconda parte della giornata perché la Luna è dalla vostra parte. E quindi una serata che si conclude molto bene. I Gemelli hanno una grandissima possibilità oggi di concludere in mattinata degli affari importanti. Il pomeriggio invece riposate un po' perché non è proprio il momento di strafare. Cancro, per voi oggi la Luna è di quadratura e questo vi aiuterà a riflettere un pochettino su cosa fare per migliorare il vostro rapporto di coppia. In serata invece tutto si aggiusta, mentre invece per il Leone oggi è una mattinata splendida che parte propositiva ed energica per poi arrivare a essere molto più tecnica in serata, dove riuscirà a rimettere a posto tutta una serie di cose. Vergine, per voi oggi la Luna arriva di pomeriggio, per cui la seconda parte della giornata è molto migliorativa e vi aiuta anche a incassare qualcosa di più e anche a pianificare per il futuro. Romanticità in serata. Bilancia, per voi la Luna oggi in opposizione in mattinata, mentre poi si aggiusta di pomeriggio, facendovi incontrare le persone giuste per risollevare un po' gli animi. Scorpione, per voi oggi la Luna ha una seconda parte molto vantaggiosa perché parla di amici, di lavoro di team, di squadra e oggi riuscirete a trionfare così organizzandovi. Sagittario, per voi oggi è una splendida giornata, la mattina parte piena, felice, capace e con questa pienezza riuscirete a prendervi il meglio da tutta la vostra passione e da tutta la vostra relazione. Capricorno, per voi la Luna fa un gioco bellissimo di pomeriggio perché vi aiuta nel lavoro e vi aiuta anche a pianificare dei nuovi impegni in amore.
siete più dolci del solito, quindi approfittate per ora della benevolenza del Capricorno. Acquario, per voi è una luna molto amica di mattina, mentre invece di pomeriggio avrà delle noie, ma voi che amate sempre le sorprese troverete il modo di fare diventare tutto un gioco molto divertente. Pesci, la luna oggi vi incita, soprattutto di pomeriggio, a riflettere un pochettino su una pianificazione futura. Avete bisogno di assensi e soprattutto di progetto. E detto questo, auguro a tutto da questo cucuzzolo meraviglioso medievale della montagna una splendida buona giornata. Buongiorno Sicilia. Grazie al nostro Marco Amato, l'appuntamento è a domani. Adesso invece vado da Marco Carli per l'ultima pillola dei quotidiani. Stava meglio l'altro Marco, nel senso come posizione geografica, sicuramente. Intanto vi faccio vedere la pagina della Gazzetta dello Sport, come al solito andiamo ad approfondire qualche tema più leggero come lo sport in questa parte della nostra rassegna stampa, e vi faccio vedere le parole di Donnarumma, portiere dell'Italia. Vedo Milan, dice: sono incuriosito dalla svolta di Allegri, conosco quel mondo, ora possono riuscire a vincere lo scudetto. Sabato sera invece c'è la sfida, il big match del campionato di Serie A che ritorna, la partita è Roma-Inter e Lautaro, che ha segnato una doppietta con l'Argentina, proverà a fare di tutto per giocare questa gara, mentre Totti avvisa la Roma, dice: ti servirà l'elmetto nella sfida contro i nerazzurri. Beh, insomma, consigli di Totti non guastano mai un esperto. Grazie a Marco Carli per essere stato con noi questa mattina e i quotidiani che ci ha letto e ci ha fatto conoscere. Noi ci fermiamo qui, l'appuntamento per Buongiorno Sicilia è a domani, l'augurio a tutti voi di una buona giornata.